ritrovati a Edicola Friuli, venerdì 13 aprile. Oggi andremo a conoscere un nuovo edicolante a Magnano in Riviera. Prima però sfogliamo insieme le pagine del settimanale Il Friuli e oggi partiamo dal business. Il mensile di economia in edicola appunto da questo venerdì. Serve uno shock, parola di Sergio Bini. Stato e regione devono concentrare gli sforzi per tagliare il peso fiscale su imprese e famiglie. Solo così è possibile creare lavoro, quello vero. All'interno del mensile tanti altri approfondimenti ovviamente dedicati a tutto quello che riguarda le eccellenze della nostra regione. Ci sono all'interno anche gli scritti di Alberto Dettoni, Innocenzo Cipolletta e Alberta Gervasio. Andiamo invece a vedere il numero del Friuli in edicola. Oggi si parla di truffe, le nuove truffe, i trucchi per scoprire le forme di raggiro che possono colpire tutti, non soltanto gli anziani. Ecco i casi più eclatanti successi in regione. Allora andiamo con ordine perché c'è anche un ricordo del nostro collega Augusto Dell'Angelo che si è spento a 76 anni e quindi ovviamente un abbraccio da parte di tutti noi della redazione al nostro Augusto. E poi invece entriamo nel vivo. Allora, basta il buon senso per non farsi fregare. Nonostante i consigli antitruffa delle forze dell'ordine c'è chi ancora cade nei tranelli. Ecco alcuni esempi di raggiri escogitati di recente a danno di friulani particolarmente ingenui. Però l'ingenuità sappiamo che in realtà è di chiunque, perché questi raggiri sono sempre più subdoli, sofisticati e sempre più aggressivi anche. Abbiamo i malviventi che non agiscono da soli, i falsi militari, oltre al danno anche la beffa perché sul sito di e-commerce si vendono anche i beni appena rubati e non sono pochi i casi di persone che hanno ritrovato proprio il maltolto in vendita online. Truffatori in agguato, non aprite la porta. Consigli della polizia. Massimiliano Ortolani dice: il miglior strumento di prevenzione è informare i cittadini. E poi ecco qua le truffe più famose, dalle bollette allo scialle, lo specchietto per strada, non è tutt'oro ciò che luccica, frutta e verdura fanno male e gli squilli pericolosi. Insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, fate attenzione, qui un vademecum molto molto utile. Il postino suona 2 o 3 volte a settimana, la posta non viene più consegnata quotidianamente. Ecco i comuni dove appunto i recapiti vengono effettuati a giorni alterni in provincia di Udine e in provincia di Pordenone in particolare. Uberto Londero ci guida appunto all'interno di questa rivoluzione che, piaccia o meno, diciamo dovremo farci l'abitudine. E invece per quanto riguarda la cultura, da 20 anni racconto pezzi della mia vita. Chi sta parlando? Lino Leggio ha appena pubblicato Preda, il suo 15° romanzo dal 1999, ma l'esordio letterario risale al 98. Grazie a un concorso letterario sono partito dopo i 50 anni con una storia vera e poi insomma qui vedete un po' di quelle che sono le pubblicazioni che Lino Leggio ha fatto. All'interno del settimanale Il Friuli c'è anche uno spazio riservato ai bambini e che si collega a una delle trasmissioni più seguite di Telefriuli dai più piccoli, ovvero Maman, il progetto promosso dal Friuli e l'Arlef. Qui vedete ci sono dei giochi, c'è una ricetta e anche le simpatiche avventure di Vighi, il gatto della nostra Daria Miani. Un simpatico momento ludico anche per i bambini. All'interno del settimanale naturalmente trovate gli approfondimenti dedicati allo sport, i focus sul Cividalese, in questo caso giovani architetti disegnano le banche del futuro. A Pordenone Rivierasca chiusa ed eventi, c'è vita sul Noncello. E poi a Monfalcone si parla di un tema molto sentito, amianto. Nei prossimi anni altri 500 morti a causa di questa sostanza. E poi naturalmente trovate tutti i palinsesto con tutti i programmi di Telefriuli e tutti gli eventi, programmi, cinema di questa settimana. Adesso invece siamo pronti, andiamo a conoscere il nuovo edicolante e andiamo a Magnano e Riviera. Venite con noi. Siamo a Magnano e Riviera, accanto a me la signora Patrizia Gabino che da 8 anni gestisce questa edicola che non è solo un'edicola ma è molto molto di più, perché è anche panificio, merceria, cartoleria, insomma un servizio a 360 gradi nel cuore del paese, perché siamo nella piazza centrale di Magnano che serve poi la comunità. Come è iniziato tutto? Come mai ha deciso di avviare questa attività? Allora, ho iniziato 8 anni fa per puro caso. Io lavoravo qua in paese, dove lavoravo hanno chiuso e ho aperto questa attività qua. All'inizio avevamo solo i giornali, poi dopo un annetto abbiamo pensato bene di mettere anche il pane
E diciamo che è un punto di ritrovo dove vengono le persone anche per fare quattro chiacchiere. Sta andando bene l'attività, dopo pian piano abbiamo messo anche altre cosine. E avete ampliato i servizi perché appunto si trova dalla cartoleria quaderni, penne alla merceria con le lane, tutto quello che serve, poi zaini e quant'altro insomma, e poi un prodotto nuovo che dopo sveliamo, vi faremo vedere, un prodotto molto importante. Siete anche panificio e il vostro pane è panificato in diversi panifici della regione, pane fresco ogni giorno. Sì, mi rifornisco da 3 panifici, che è uno di Tricesimo, Tarcento e Buia. Abbiamo anche le focacce, paste, brioche e quant'altro. E la pizza. Sì, e la pizza. Senta, parlavamo prima dietro le quinte che a Magnano si legge tanto, dice anche, quindi insomma anche la vendita di libri è... Sì, va molto bene, diciamo c'è per i ragazzi, per le persone più adulte, per tutte le età, da 0,99 abbiamo un'offerta completa. L'inchiesta pubblicata questa settimana dal Friuli parla di truffe, si parla sempre di truffe agli anziani e va bene, ci sono quelle classiche del campanello, la truffa dell'avvocato, gli anziani sicuramente sono molto vulnerabili e tante truffe viaggiano su internet, quindi anche in quel caso lì il range, diciamo, la vittima veramente da 0,99 anni. E poi sono molte anche le truffe che vedono protagonisti di sventure, in questo caso piccoli imprenditori che si vedono recapitare bollettini, richieste di pagamento, richieste di dati personali da sconosciuti o da finti, spesso e volentieri no addetti. Come ci si difende? Io personalmente quando vedo qualcosa che non mi è chiaro porto alla commercialista, non pago assolutamente. Sabrina, la figlia della signora Patrizia, quando può viene a dare una mano in negozio, un negozio di cui ti occupi nella parte diciamo più artistica per certi versi, no? Esatto, è la parte che mi piace di più anche. Tante idee, colori, addobbi. Beh, insomma, è un aspetto creativo che rende sicuramente il negozio più accogliente. Con tua mamma abbiamo parlato anche di truffe, di cosa. Tu che magari sei più giovane o che ne so, usi più internet e via dicendo, come ci si può difendere? Facendo molta attenzione soprattutto alle persone che sono estranee in un certo senso a noi, quindi clienti che risultano estranei, persone diciamo che hanno un comportamento un po' ambiguo e ovviamente tutto poi maggiore attenzione quindi a questi particolari, soprattutto i dettagli. Si difende di stare attenti quando si va in posta che tanti non lo mettono, io tutto in banca e così viene la pensione, non la ho perché non mi danno pensione a me. Però tutto in banca. Bisognerebbe che le forze dell'ordine fossero più presenti in territorio. Ma bisogna sempre chiedere approfondimenti, fare delle domande e sul web stare attenti ai siti che si va a consultare, diciamo. Ad esempio un dato personale su internet lei lo scriverebbe a cuor leggero oppure... Ma quello sicuramente viene fatto spesso da tanti di noi. Penso che con la privacy, che sia un po' uno dei problemi della società di oggi, sia difficile evitare di inserire determinati dati perché sono obbligatori quando ci sono le registrazioni. Quindi dipende da che sito si va a consultare, quello sicuramente. La posta in molti paesi, in particolare diciamo in provincia di Udine e Pordenone, non viene più consegnata ogni giorno, neanche un giorno sì un giorno no, ma insomma con delle tempistiche sempre più rare. Cosa ne pensa? Allora, qui il servizio postale funziona tutti i giorni. Okay. Nel comune di Magnano Riviera io ogni giorno ricevo posta a casa, quindi diciamo qui a differenza di Pordenone in altri paesi diciamo friulani, e qui la posta tutti i giorni viene consegnata. Questa la realtà è diversa forse Quindi insomma meglio una realtà virtuosa, si vede appunto che nell'ottica anche di riorganizzazione non è stato necessario toccare questo aspetto. Allora le faccio un'altra domanda, si parla di truffe agli anziani, come ci si può difendere secondo lei? Guardi, il fatto che, come si dice, l'uomo è ladro, no? Diciamo, no? Chi ha bisogno diciamo, di soldi, diciamo,
le studia tutte e soprattutto quelli che hanno molta facoltà anche di intelligenza, che anche chi ha studiato magari un'intelligenza superiore, le studi, diciamo, per mettere in atto queste truffe verso gli anziani. Quindi lei dice noi ci possiamo difendere, però loro sono già un passo avanti. Sì, l'anziano magari ci casca, è vulnerabile perché magari sente la bolletta, sente, come si dice, l'Enel, perché anche a casa mia sono venuti. Ma io sai cosa ho fatto? Ho preso il telefono, ho telefonato all'Enel, al numero verde, ho detto senta, a casa mia è venuto un nome, cognome, vi risulta che è un vostro dipendente? Dice un attimo che controllo, dico per essere scrupoloso. Lei ha controllato, ha detto sì, è uno dei nostri, stia tranquillo che può dare i suoi dati. Vi avevamo promesso che vi avremmo svelato l'ultimo arrivo all'interno dell'edicola. Da 15 giorni la lavanda di Venzone è protagonista di questo spazio molto bello e carino che avete realizzato. Diciamo che ha dato già dei buoni risultati e siamo molto contenti. Questi qua ci sono i sacchettini, l'idea regalo e tutto quello che riguarda la lavanda di Venzone. Con i sacchettini anche con scritto Magnano e Riviera, insomma un angolo viola all'interno di questo locale davvero molto ben attrezzato. Edicola Friuli finisce qui, grazie signora Patrizia per l'ospitalità. A voi e buona giornata. L'appuntamento con l'Edicola Friuli torna venerdì prossimo sempre su Telefriuli 18:40 e la prossima volta andremo a Maiano. Buona giornata.